lista vostra, no, io sono fiero, tutti giovani, rampanti, tutti giovani, sono fiero. Allo stesso tempo so anche di essere più debole, ma sulla carta. Dopo i Conte li facciamo il 7 maggio la sera, se siamo più deboli di ieri. Come qualcuno è venuto qui, lo spin doctor, perché voi per fare campagna elettorale ci vuole pure lo spin doctor, che io per fare la regia o regista. Io voglio dire a colui, lo spin doctor, che scrisse attenzione ai medici senza frontiere, quando era allora segretario di una fondazione comunista, quando Gianni Caroccia con la politica non ci teneva niente a che spartì, perché questo che tengo a sera ci sono nato, non me la sono messa perché io ci credo, questo è il mio ideale e con questo ideale morirò, fiero, Gianni Caroccia non si compra. Ci voglio dire allo spin doctor, che noi non siamo una lista di disturbo, come ha accennato domenica mattina qua, noi siamo la lista, come le altre liste giustamente, avente diritto a partecipare alla tornata elettorale. E se volevo mettere i puntini a cima lì, noi tenevo pure più diritti, perché noi siamo lavorato, noi siamo stati a messa alla gente, acqua e vento, siamo sfidato tutti e tutti, stavi fatti dalla parte nostra, non le chiacchiere, le barzellette, i slogan, serietà, onestà, oh, alla fine siamo tutte serie, tutte oneste, non è che poteva arrivare la lista dei giudici diceva che essi via sono serie oneste, impegni e concretezza, questo è che l'ero. E allora potrei fare una lapide di tutto quello che so, ma non lo devo dire io quello che sono, lo dovete dire voi cittadini, ci sono io, chi è Gianni Caroccia, chi è Gianni Celani, chi è Lelio, chi è Jacopo, chi è Fabio, chi è Maurizia, lo dite voi, e voi cittadini avete un'arma, lo diceva Paolo Borsellino, che l'arma più acuta del cittadino è il voto, perché il cambiamento avviene attraverso il voto, perché quando si entra nella cabina elettorale lo sappiamo solo noi quello che facciamo, non sappiamo nessuno lì, non dobbiamo aver paura, cittadini, non dovete aver paura che qua ci stanno 10 giovani di 20 anni, dovete essere coraggiosi, perché questo è il futuro, basta con i dinosauri, basta! Dobbiamo dare a Sonnino una nuova classe dirigente, ma per fare ciò c'è bisogno della vostra fiducia, siete voi che ci dovete dare questo incarico, non guardate che magari potete dire a domani io vado a amministrare il paese, Gianni, Lelio, Jacopo, no, noi abbiamo già scelto, già abbiamo in mente come organizzare la macchina amministrativa, a noi di quello che dicono gli altri non ci interessa niente, ognuno fa la sua campagna elettorale, ognuno dice quello che vuole, l'importante è che non si dicano bugie, dobbiamo essere corretti, per usare un altro termine che non usa mai nessuno, e competenti in materia. Noi abbiamo già delle figure pronte che non potevo dire nome, lo sapete perché? Perché se no i poteri forti, gli oligarchi, lo sapete chi sono gli oligarchi? Gli oligarchi sono quelle 4-5 persone che alla Russia dopo la caduta del comunismo stavano arricchite, stavano impadronite e il popolo dalla fame, e questo sta succedendo a Sonnino da 30 anni a sta parte, non lo dice Gianni Caroccia, è sotto gli occhi di tutti. Aprite le coscienze, abbiate il coraggio di dire che è così e dimostratelo con il vostro voto, votate noi, votate i giovani, che non sapremo neanche dire di no ad altri giovani, pure se stavolta stava a comprare un'altra parte, anche noi siamo capaci di ripescarci, perché non è che è tutto nero quello che si vede, però non è puro. Quando uno parla di cambiamento deve essere certo che dice che il cambiamento è reale, è effettivo, è puro, dalla testa, dagli piedi alla capoccia. Ci dobbiamo abbindolare, perché qua sta in gioco il futuro di Sonnino, dei nostri figli,
abbiamo mille proposte, poi io ce l'ho qua, stasera tengo campo aperto, c'ho campo aperto, stasera tocca a me, tocca a noi, tocca a voi.